vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi vedremo un po' di affrontare il 19esimo Gran Premio, come potete ben vedere. Ci ritroviamo ad Austin, precisamente in Texas, e quindi cercheremo di fare del nostro meglio per la penultima gara del nostro campionato. Ovviamente in questa gara Fernando Alonso potrà vincere il suo campionato, quindi dobbiamo stare molto attenti a ottenere il massimo punteggio disponibile. Prima di arrivare direttamente all'interno dei nostri box Williams e capire più o meno l'assetto che è stato stilato in queste ultime settimane, vedremo un po' qualche caratteristica in più del nostro circuito. Bene, ci troviamo a Austin in Texas, pronti ad affrontare il rettilineo principale. Qui la pendenza aumenta notevolmente fino alla prima curva, quindi frena seguendo una morbida traiettoria in linea retta per raddrizzare la vettura, metti la seconda in prossimità del punto di corda e fai attenzione in uscita per evitare di perdere il controllo. Adesso preparati a una fantastica serie di curve, molto simili alla Maggots e alla Beckett's del circuito di Silverstone. Muovi la vettura a destra e a sinistra seguendo il tracciato e cerca di mantenerla dritta il più possibile. Ora, mentre affronti la collinetta che ti porta all'ottava curva, controlla la velocità fino a metà per poi allargarti in vista della nona curva. Scendi dal versante opposto e imbocca la decima e poi l'11ª curva. Dai un'occhiata sulla destra, vedrai il cartello che ti indica quando frenare. Ai 100 metri rallenta del tutto fino in prima. Qui ti aspetta un punto di corda decisamente stretto. Fai attenzione alla trazione in uscita perché il rettilineo successivo è molto importante e devi percorrerlo in maniera pulita. Magari prendendo la traiettoria interna durante la gara per essere pronto ad affrontare la 12ª curva. Ancora una volta noterai il cartello di frenata alla tua destra che ti conduce a questa curva. Taglia leggermente l'uscita e spostati di nuovo sulla sinistra per allargarti in vista della doppia serie di curve che ti aspetta, la 13ª e la 14ª. Muoviti sul lato destro della pista e per cominciare evita il punto di corda sinistro per poi tagliare quello della 15ª curva. Ora sposta la vettura a sinistra per allargarti sulla magnifica curva a destra con triplo punto di corda. Sentirai la forza di gravità che preme al massimo sul collo, quindi muoviti verso destra per affrontare la successiva curva a sinistra di 90 gradi. Mantieni la massima velocità possibile in questo tratto, poi scala in seconda e preparati a una semicurva che ti condurrà al rettilineo finale e al traguardo di questo circuito del Texas. Bene, come avete ben potuto vedere, il nostro circuito di Austin in Texas è uno dei più particolari all'interno di Formula 1 2012, uno dei più veloci ma soprattutto uno dei più belli presenti all'interno dell'intero campionato. Quindi vedremo di affrontarlo adesso nella maniera migliore, cercando di capire più o meno l'assetto che sono riuscito a stilare nelle ultime settimane. Quindi dirigiamoci immediatamente all'interno del nostro box Williams. Eccoci all'interno dei nostri box Williams, come potete ben vedere ci ritroviamo pronti con i nostri meccanici alla nostra sinistra e alla nostra destra. Allora, vediamo più o meno il pad cosa ci dice. Ci ritroviamo pronti per il nostro Gran Premio degli Stati Uniti con 14 giri da affrontare. Sono riuscito a ottenere la 16ª posizione in qualifica, davvero sono contento di questa posizione. Sono riuscito a effettuare un tempo di 1:41.230. Sì, forse ho sbagliato di qualche millesimo, però più o meno il tempo era quello. Per quanto riguarda questo circuito, come avete ben potuto sentire dalla nostra guida, è uno dei più particolari per quanto riguarda l'intero mondiale e soprattutto detiene due particolari rettilinei con velocità massime davvero molto elevate, ma soprattutto un primo settore dove troviamo anche diverse chicane che somigliano molto a quelle del circuito di Silverstone. Quindi a questo sono riuscito ad alternare un ottimo assetto bilanciato per quanto riguarda l'aerodinamica. Ci ritroviamo con un alettone anteriore e posteriore abbastanza elevato, circa sull'8º livello, in modo tale da sfruttare in maniera elevata, per quanto riguarda ovviamente la nostra velocità, le curve nel primo settore, e riuscire a ottenere anche un'ottima velocità massima per quanto riguarda il rettilineo nel secondo settore. Per quanto riguarda la frenata, come al solito un bilanciamento verso il 52% sul posteriore per ottenere un leggero sovrasterzo, il quale ci servirà soprattutto nel terzo settore, dove abbiamo diverse curve molto interessanti, come quella con i 3 punti di corda, come appunto ha detto il nostro caro ingegnere. Per quanto riguarda il bilanciamento, abbiamo impostato la nostra barra antirollio in maniera abbastanza mediocre, molto bilanciata, in modo tale da ottenere un'ottima accelerazione ma soprattutto anche una discreta aderenza in curva. Per quanto riguarda le sospensioni, volevo, come dire, abbassare molto di più l'altezza della nostra autovettura, però essendoci davvero diversi tratti in salita e in discesa ho voluto mantenere la stabilità sul normale, abbassando forse di qualche grado per ottenere come dire, una costante accelerazione soprattutto nel terzo settore, dove ne avremmo sicuramente bisogno. Per quanto riguarda la rigidità, ho impostato le molle abbastanza rigide, non proprio come il circuito
precedente, però abbastanza rigida, in modo tale da essere molto competitivi anche nel secondo settore, dove abbiamo bisogno anche di una grande trazione usciti dopo la ottava curva. Per quanto riguarda il cambio, ovviamente essendoci delle chicane molto lunghe che mettono a dura prova il nostro motore, soprattutto essendoci due grandi rettilinei, abbiamo impostato il nostro cambio in maniera molto come dire unica, ovvero abbiamo utilizzato delle marce lunghe che vanno a sfiorare i 322 km/h. Ovviamente la nostra sesta testata non riuscirà mai a raggiungere la velocità massima, arriveremo a circa 317 km/h con il nostro KERS, con il nostro DRS, e comunque per una sesta testata del motore va abbastanza bene. Per quanto riguarda invece la campanatura, quindi l'angolo anteriore e posteriore, mi sono basato molto sull'accelerazione, soprattutto nei nostri due rettilini, ma anche su una grande stabilità nel primo e nel secondo settore, essendoci davvero diverse curve. Allora, dopo aver evidenziato il nostro assetto, visto che partiamo dalla 16ª posizione, il nostro caro Pastor Maldonado lo ritroviamo al 7º posto, avevo intenzione di partire come dire, per i primi 8 giri con le gomme dure, che ovviamente mi hanno consentito di ottenere davvero grandi risultati durante le prove libere, quindi ragazzi fidatevi delle nostre gomme a miscelatura, e sicuramente utilizzeremo all'8º giro i pneumatici morbidi. Questa volta, visto che partiamo con i pneumatici duri, cercheremo quindi di utilizzare una strategia di carburante standard, in modo tale da non essere troppo sovraccaricati per quanto riguarda il peso ed avere un'ottima accelerazione alla partenza. Ovviamente la strategia di carburante normale ci consente di arrivare con tranquillità a fine gara, ma ovviamente potrebbe richiedere un controllo più adeguato della nostra benzina. Allora, ovviamente c'è il sole battente, la temperatura dell'asfalto sarà molto elevata, ritroviamo in prima posizione Fernando Alonso seguito da Vettel e Mark Webber, il nostro Lewis Hamilton al 4º posto seguito da Jenson Button, quindi abbiamo davanti una grande scia di piloti che devono essere sorpassati. Allora, 28 gradi, quindi fa davvero caldo quest'oggi in Texas, il nostro caro Pastor Maldonado si ritrova come al solito sempre davanti a noi in qualifica, però adesso è arrivato il momento di gettarci immediatamente tra le fauci del leone. Allora, vediamo di uscire immediatamente dal nostro box Williams. Questo ragazzi è il penultimo Gran Premio, ancora non ho deciso per quanto riguarda Formula 1 2013, comunque sicuramente vorrò iniziare il nostro campionato in McLaren, perché è davvero un risultato che abbiamo sudato in questi ultimi mesi, e quindi vorrò fare magari qualche gara con la McLaren. Ed eccoci finalmente sull'asfalto bollente, Fernando Alonso va a ricoprire la prima posizione seguito dalla Red Bull e in seguito dalle due McLaren. Allora, vediamo quello che riusciremo a fare quest'oggi. Allora, vediamo un po', 16ª posizione, vediamo se il nostro ingegnere ha qualcosa da dire. Un risultato del genere, cerca di recuperare posizioni in gara. Eccoci pronti, 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio degli Stati Uniti. Michael Schumacher davanti a noi, impostiamo la nostra miscela elevata, Grosjean, partono con le gomme morbide i nostri ragazzoni, vediamo di essere più competitivi di loro. Eccoci all'entrata della prima curva in pendenza, cerchiamo di non essere troppo sporchi, attenzione, ci sono dei contatti in questa prima parte. Felipe Massa alla nostra sinistra, utilizziamo ancora la nostra energia cinetica conservata. Ricciardo, Michael Schumacher, il serpentone si sta evolvendo nella maniera migliore, cerchiamo di tenere duro anche con le nostre con i nostri pneumatici a miscelatura. Attenzione, vediamo di sorpassarlo. Attenzione, abbiamo sporcato un po' il nostro pneumatico destro, si continua con Kobayashi alla nostra destra, vediamo un po' se riusciamo a recuperare. Michael Schumacher 10ª posizione, Kobayashi grande sorpasso all'esterno, vediamo di continuare adesso nella sezione del nostro rettilineo principale, si segue Kobayashi, Grosjean 13ª posizione, il nostro motore un po' surriscaldato, si tenta un sorpasso all'esterno magari in frenata. Attenzione anche nei riguardi di Michael Schumacher, Berg 9ª posizione, si ottiene un'ottima trazione, si controbilancia con un po' di sovrasterzo e si riesce a ripartire dalla 10ª posizione, il nostro motore un po' surriscaldato. Kobayashi 11º posto dietro di noi, il giapponese tenta il sorpasso con un po' di velocità massima, riesce sicuramente a guadagnare la 10ª posizione, ma in vista della frenata sicuramente dovrà rientrare in scia, ed ecco che appunto fa così. Vediamo se riusciamo a recuperare un po' sul nostro Vergne che si ritrova appunto al 9º posto. Attenzione adesso nella sezione del terzo settore, sempre con le nostre gomme dure, cercheremo di fare del nostro meglio, lo ritroviamo a 2 secondi dalla nostra posizione, cerchiamo di essere competitivi, andiamo per il primo giro ancora con la nostra miscela elevata, ci ritroviamo adesso alla fine del terzo settore con la nostra curva a triplo punto di corda. Attenzione alla nostra forza di gravità direttamente sul collo, mamma mia, grande velocità della Williams, sesto posto, anzi sesta marcia scusate, vediamo di continuare. Attenzione, un po' di aderenza persa, abbiamo tagliato la curva, la penultima curva. Attenzione, vediamo adesso quello che siamo riusciti a combinare al traguardo. Ecco che si evolve il serpentone, Verne, Van Elgen, Kobayashi. Sicuramente, anzi spero che Pastor Maldonado si ritrovi davanti a noi e che non sia stato sorpassato, e ancora si continua verso il primo settore, vediamo di continuare in maniera adeguata. Ancora il giapponese è dietro di noi, utilizziamo la nostra energia cinetica. Io consiglio ragazzi di utilizzare il nostro KERS nel secondo settore per avere più trazione per quanto riguarda il grande rettilineo. Ancora si continua nella sezione delle chicane di Silverstone, calma, perfetto, abbiamo sporcato un po' il nostro pneumatico ma siamo riusciti a recuperare tanto per quanto riguarda
il giro precedente, ancora si continua verso il secondo settore, attenzione, si perde un po' di aderenza in queste prime parti del circuito e ancora Kobayashi 11° posto, adesso verrà utilizzato sicuramente l'ala mobile posteriore nelle prossime curve, attenzione, dobbiamo attendere il secondo giro a tutta manetta, ecco qua consiglio appunto di utilizzare il nostro KERS, vediamo di recuperare parecchio, abbiamo tantissima energia cinetica, vediamo come va la nostra benzina, al termine del secondo giro vedremo un po' di, anzi adesso cerchiamo di limitare un po' il nostro carburante e sfogheremo la nostra rabbia nel momento in cui Kobayashi avrà la possibilità di utilizzare la sua ala mobile posteriore. Ancora si continua a calma, vi ricordo che i nostri cari piloti davanti a noi hanno le gomme morbide perché sono partiti ovviamente, sono usciti dalla Q3, quindi hanno come dire l'obbligo di utilizzare i pneumatici a miscela morbida. Continuiamo da questa parte, abbiamo recuperato davvero parecchio, attenzione, si esce un attimo fuori pista, vediamo di continuare, ancora Bergman si fa più vicino all'interno della nostra visiera del casco, vediamo di continuare nella curva triplo punto di corda, l'abbiamo affrontata un po' larga, però ci ritroviamo sempre in scia, attenzione anche, ecco Pastor Maldonado, sono riuscito a notarlo appena adesso, non se l'è cavata molto male, però ancora si continua, secondo giro, attenzione, vediamo di frenare nella maniera migliore, perfetto, abbiamo ottenuto diverso vantaggio per quanto riguarda Bergman, attenzione Kobayashi adesso tenterà sicuramente il sorpasso nei prossimi giri ed eccolo il giapponese in vista della prima curva, attenzione, ed è costretto nuovamente a rientrare al suo posto in scia, attenzione, si continua verso il primo settore, ancora riusciamo a vedere Bergman, siamo riusciti a migliorare parecchio per quanto riguarda il giro precedente, vediamo di continuare, attenzione, vediamo ancora, abbiamo impostato il nostro carburante a miscela normale in queste prime fasi, ecco la grande sessione di curve molto particolari, ecco abbiamo rallentato il nostro ultimo giro di circa 2 decimi di secondo, però ancora teniamo la 10ª posizione, questo sicuramente è un bene. Continuiamo, ancora abbiamo l'intera marmaglia di piloti davanti a noi e si rallenta un attimo il giro, vediamo di continuare con il nostro KERS, eccoli là, li vediamo, l'intero serpentone che cerca di andare avanti, attenzione, vediamo di continuare da questa parte, calma, vediamo un po', maledizione, nel primo giro come dire, ho subito un piccolo rallentamento per colpa di una perdita di aderenza. Adesso Kobayashi è arrivato il momento nel quale riuscirà a superarci, vediamo un po', anzi Michael Schumacher riesce a superare il giapponese, adesso tenterà sicuramente il sorpasso, Grosjean adesso in frenata è costretto nuovamente a rientrare, intanto attenzione, testa coda, Jenson Button ha effettuato come dire un piccolo incidente, rientra nuovamente in pista. 3 posizioni davanti a te, 3 posizioni. 3 posizioni davanti a noi il nostro caro Pastor Maldonado, vediamo di continuare scegliendo sempre la nostra miscela elevata per recuperare adesso parecchio vantaggio, 9° posto, incidente per la casa inglese, per la McLaren c'è stato un piccolo errore per quanto riguarda Jenson Button e ancora continuiamo come dei treni riuscendo a recuperare davvero parecchio nei riguardi ovviamente del nostro Michael Schumacher che aveva tentato il sorpasso e ancora si continua all'acciuffamento dei nostri 9 piloti più veloci in pista. Potremmo avere problemi a colmare il distacco durante questo stint. Attenzione che Grosjean, il pilota francese, cercherà il sorpasso in questa prima fase di pendenza. Attenzione, ed è costretto nuovamente a rientrare in scia. Mamma mia, attenzione, siamo riusciti a recuperare di circa 1/10 di secondo e ancora si continua ad andare avanti. Abbiamo carburante ancora abbastanza per un paio di giri, vediamo di colmare il distacco per quanto riguarda Grosjean, cerchiamo di tenerlo lontano dalla nostra posizione. Andiamo, anzi io direi ragazzi di risparmiare adesso un bel po' di carburante e di utilizzarlo tutto nel momento in cui avremo le gomme morbide. Attenzione, attenzione, Grosjean ha le gomme fresche, tenterà sicuramente qualcosa in questa prima fase, andiamo a tutta forza, vediamo di impostare immediatamente adesso, non so se riuscirò a farlo, perfetto, miscela normale, continuiamo, ancora i piloti sono in vista, cerchiamo di stare attenti. Bene, vediamo di avere più trazione del nostro pilota francese, grande accelerazione della nostra Williams, vediamo se riusciamo a tenerla appunto a distanza, ma sicuramente tenterà il sorpasso, siamo appunto in cima alla nostra collinetta ed eccolo Grosjean, il pilota francese, tentò prima un sorpasso all'esterno ma è costretto a passare dalla parte sinistra in vista del nostro rettilineo ed è costretto nuovamente a rientrare in scia. Mamma mia che gara, continuiamo al 9° posto, 11° posto per quanto riguarda l'obiettivo principale, intanto si recupera nel secondo settore. Cerchiamo di spingere ragazzi, ancora abbiamo tutti i nostri piloti in vista, questo è uno dei... Ah, maledizione, è sempre questa curva, anche in qualifica mi penalizzava tantissimo perché è una curva prima in salita e poi in discesa, quindi davvero molto complicata da affrontare. Vediamo di continuare, ancora 9° posto per quanto riguarda la Williams, partiti dal 16° posto, quindi dalle ultime file. Vediamo un po', ancora si continua, 4° giro su 14, ancora riusciamo a tenere testa a Bergman, a tutto il gruppetto di piloti davanti a noi. Ricordiamo ragazzi che abbiamo le gomme dure, sono
abbastanza fresche, ancora non hanno presentato segni di usura. Ancora il carburante, miscela normale, perfetta, e ancora Grosjean, il francese, in presenza del primo pendio, tenta il sorpasso, costretto nuovamente ad annusare il nostro posteriore, un po' di Kers per alimentare ovviamente il nostro motore, e si continua nel primo settore con le curve provenienti direttamente da Silverstone. Vediamo quello che riusciamo a fare, cerchiamo di stare attenti, attenzione, curve molto complicate, eccole, spingiamo al massimo, mamma mia, è grande Williams anche nel primo settore, questa volta affrontato nel migliore dei modi dopo la partenza. Attenzione, vediamo un po', si spinge al massimo in queste prime fasi nonostante qualche piccolo errore durante la prima fase della nostra partenza. Ancora Bergman davanti a noi, ha superato adesso la prima curva a 90 gradi, attenzione, eccola, attenzione a non perdere l'aderenza, si va a tutta manetta, si recupera davvero tanto sul pilota francese. Lasciamoci ancora un po' di energia cinetica dopo aver superato la nostra curva numero 11. Adesso appena termineremo il nostro rettilineo è stato costretto a non utilizzare il DRS. Attenzione, grande sorpasso nei riguardi di Grosjean proprio nelle retrovie, ragazzi, date un'occhiata alla minimappa, magari tornate indietro un attimo, c'è stato un enorme sorpasso di Michael Schumacher. L'esperienza, il tedesco riesce a colpire nuovamente nel segno dopo tantissimi anni di carriera. Siamo riusciti a recuperare 4 decimi di secondo, miglior giro per la casa inglese quest'oggi. Si continuano a vedere davanti a noi appunto Verne, Pastor Maldonado e tutto il gruppetto di piloti più veloci in pista. Attenzione nuovamente nella curva più bella del tracciato, quella ovviamente a triplo punto di corda. Attenzione, si cerca ancora di ottenere vantaggio, grande azione di Michael Schumacher, riesce a recuperare lo svantaggio di Grosjean, eccolo dietro di noi, vediamo di continuare. Quinto giro, Lewis Hamilton miglior giro. Attenzione adesso, l'esperienza tenterà sicuramente un sorpasso a sinistra, eccolo in prossimità della nostra collinetta. Impostato sulla potenza standard. Ah, ok, sicuramente tenterà di tenere... calma, ho sbagliato un po', ho alternato la frenata in maniera sbagliata, vediamo di continuare. Intanto siamo riusciti a distanziare il nostro Michael Schumacher, probabilmente anche lui ha effettuato un piccolo errore. Andiamo, cerchiamo di risparmiare. Oh mamma mia, si stava per uscire fuori pista, ho beccato la parte interna del cordolo, ragazzi, ho perso, come dire, qualche millesimo. Attenzione, attenzione, ancora si riesce a notare Bergman e tutto il gruppetto davanti a noi. Cerchiamo, ragazzi, di tenerlo per adesso a bada nel momento in cui abbiamo le gomme dure. Dobbiamo sfogare tutta la nostra rabbia nel momento in cui avremo le gomme morbide, quindi cerchiamo ancora di tenere testa ai piloti che abbiamo davanti. Calma, calma, cerchiamo di stare attenti. Attenzione, benissimo, a tutta manetta. Kers, siamo arrivati un po' sullo sporco, però cerchiamo di tenere sempre Michael Schumacher dietro di noi, non gli diamo la possibilità di attivare il DRS. Attenzione, è molto lontano, credo che appunto sul secondo non riuscirà ad attivare l'ala mobile posteriore. Abbiamo ancora carburante per un giro, ok, ancora miscela normale, benissimo. Io direi, ragazzi, adesso di utilizzare la nostra miscela al settimo giro bassa per non terminare il carburante. Attenzione, abbiamo utilizzato forse un po' troppo la nostra miscela elevata, adesso ci baseremo un attimo sulla nostra miscela bassa perché altrimenti non arriveremo a fine gara. Attenzione, però abbiamo ottenuto davvero un ottimo passo gara in questi primi giri grazie appunto alla nostra grande aderenza e soprattutto all'ottimo assetto che sono riuscito a sviluppare. Questo assetto, ragazzi, ve lo consiglio tantissimo per quanto riguarda questo circuito perché è davvero molto importante. Attenzione, si segue ancora una grande velocità massima in queste ultime curve. Adesso miscela bassa, ragazzi, purtroppo per problemi ovviamente legati al carburante. La corsa è stata eccellente, ottimo lavoro. Ottimo lavoro, però adesso in questa ultima curva, maledizione, ho effettuato qualche piccolo errore. Ecco Pastor Maldonado entra nuovamente ai box, passiamo al quinto posto, dobbiamo fermarci all'ottavo giro noi. Attenzione, attenzione, vediamo di dare qualche problema a Fernando Alonso che ricopre la quarta posizione. Non voglio che vinca il mondiale proprio adesso e si continua con una grande velocità massima, però vi ricordo che abbiamo impostato la nostra miscela più bassa, quindi cercheremo di stare, come dire, un giro in stallo per evitare particolari problemi. Attenzione, si continua con una grande velocità, quest'oggi la Williams, si segue Fernando Alonso, il ferrarista, a una grande velocità massima. Cerca di superarlo. Cercheremo di fare tutto, amico mio, però abbiamo la miscela, come dire, che ci limita un po' le prestazioni del nostro motore. Cerchiamo di entrare all'interno del secondo per utilizzare il nostro DRS, la nostra ala mobile posteriore a tutta manetta. Vediamo un po' se ci ritroviamo nel secondo. Calma. Gli pneumatici morbidi e la vettura che ti segue è avvantaggiata. È avvantaggiata, montate sui pneumatici morbidi, ma noi abbiamo la nostra ala mobile posteriore, il nostro DRS appena adesso attivato, però anche Fernando Alonso avrà la possibilità di attivarlo perché si ritrova, come dire, molto vicino a non vedo chi è davanti a lui, comunque credo che sia Lewis Hamilton o comunque molto vicini. Attenzione, grande la Williams quest'oggi, si continua ancora con la miscela bassa, siamo riusciti a tenere testa al nostro caro amico e soprattutto ad allontanarci dai piloti precedenti. 8 decimi di secondo guadagnati, si continua a una grande velocità
velocità, sempre la curva maledetta, il grande tornado del leone ci ha continuamente afflitto in queste ultime curve, ancora si continua, abbiamo perso tanto, vedete un po' quella dannata curva ragazzi come ci ha penalizzato, circa 3 decimi di secondo persi nei riguardi di Fernando Alonso, ancora si continua, ottavo giro, manterremo nuovamente la miscela bassa per adesso ragazzi, perché cercheremo di risparmiare più carburante possibile per sfogare tutta la nostra rabbia all'interno dei prossimi giri, ancora si continua con la miscela bassa, cerchiamo di stare attenti, vediamo un po' chi abbiamo davanti. I meccanici sono pronti, rientra alla fine di questo giro, entra ai box alla fine del giro. Va bene amico mio, abbiamo Nico Rosberg, attenzione, forse si è tagliato un attimo la curva, vediamo di continuare con il nostro KERS, la nostra energia cinetica conservata, andiamo a tutta manetta, un settimo giro da dimenticare per quanto riguarda l'ultima fase del terzo settore, vediamo di continuare adesso nuovamente al primo, andiamo a tutta manetta, mamma mia, grande Williams questa volta, si recupera davvero tanto, nuovamente con la miscela bassa, vediamo un po' di quello che possiamo fare da questa parte, forza, tutta manetta, mi sa che abbiamo il nostro Fernando Alonso un po' troppo lontano, a 2 secondi dalla nostra posizione, cerchiamo di tenerci lontani dal nostro Mark Webber che si ritrova al quinto posto, attenzione, vediamo di ottenere una grande accelerazione adesso, calma, grande, forse Mark Webber non riuscirà ad attivare l'ala mobile posteriore, è molto lontano da noi, però ricordiamo che lui ha la miscela sicuramente elevata, ecco che si avvicina, si fa sempre più grande negli specchietti, eccolo che arriva, non ha utilizzato il DRS ragazzi, vedete un po' l'ala mobile è ancora chiusa, però la sua grande velocità dovuta al carburante permette a lui stesso di arrivare molto vicino alla nostra posizione, e si continua, Mark Webber ancora quinto posto, Lewis Hamilton terza posizione. Rientra ai box in questo giro. Vediamo di entrare ai box adesso ragazzi, abbiamo i pneumatici posteriori molto usurati, attenzione nuovamente al tornado del leone, vediamo di stare attenti, grande mossa, Lewis Hamilton terza posizione, dove è finito Fernando Alonso? Probabilmente sarà riuscito a sorpassarlo, secondo posto Fernando Alonso, speriamo che rimanga sempre dietro, non arrivi primo all'interno di questa gara, attenzione non ricordo dove si trovino appunto i nostri, ecco i nostri box, calma. Aia ragazzi, mi sa che ho effettuato un piccolo errore, non ricordavo dove fossero i box, ho effettuato come dire un piccolo tocco davanti al muretto, vediamo di essere rapidi, dai ragazzoni, eccoli là i nostri meccanici, vedete di cambiare nella maniera migliore le nostre gomme, forza, usciamo, siamo al nono posto, Michael Schumacher sta passando appena adesso, dai che usciamo prima di lui, dai, eccolo che sta passando, è passato Michael Schumacher, attenzione, andiamo a tutta manetta ragazzi, carburante elevato, dobbiamo recuperarlo, forza, abbiamo le gomme morbide, ragazzi mi dispiace però ho effettuato un piccolo errore in box, non ricordavo dove fosse appunto l'entrata, vediamo di riprenderlo, attenzione adesso concentrazione massima, dobbiamo recuperare il nostro Michael Schumacher, andiamo, abbiamo rallentato il nostro giro principale, andiamo, dobbiamo recuperarlo in questa prima fase, forza, abbiamo le gomme con una miscela molto aderente, forza, andiamo a tutta manetta, abbiamo il nostro KERS disponibile, forza che riusciamo a recuperare l'esperienza, il nostro Michael Schumacher che è al nono posto, forza, andiamo, abbiamo utilizzato il nostro alettone mobile, no, maledizione, non c'è la possibilità di farlo, però cercheremo di stare attenti che adesso il nostro Grosjean potrà farlo, abbiamo la miscela morbida, però lui con le gomme dure ha utilizzato l'ala mobile posteriore ed eccolo che tenta il sorpasso, è costretto a rientrare, non so perché non ha fatto il sorpasso, attenzione, si cerca di recuperare Michael Schumacher che è appunto davanti a noi, vediamo di andare nella maniera migliore, forza, tutta manetta, vediamo se riusciamo a riprenderlo, attenzione, eccolo, siamo molto più veloci di lui, abbiamo le gomme morbide, andiamo, eccola sempre la nostra dannata curva, ancora si continua con Grosjean all'11° posto, maledizione, se non fosse stato per quell'errore del pit stop mi sarei ritrovato davanti a Michael Schumacher, maledizione, continuiamo, si ritrova a una decina di secondi da noi, maledizione, andiamo, forza che ce la facciamo, ancora abbiamo Grosjean il francese dietro di noi, dobbiamo recuperare certamente il nostro Michael Schumacher, forza che ce la facciamo, vediamo di utilizzare la nostra trazione nella maniera migliore, vediamo quanto abbiamo di carburante, perfetto, ancora 2 giri in più, ancora Grosjean, tenta il sorpasso, mamma mia, attenzione, eccolo, nuovamente all'entrata del pendio, è costretto nuovamente a rientrare in scia. 4 posizioni su pasto per quanto riguarda la classifica finale, ancora si continua, Michael Schumacher nono posto, dobbiamo cercare di essere competitivi in questa ultima fase, andiamo a tutta manetta, forza che ci riusciamo, eccoci, avanti che ce la facciamo, siamo riusciti a migliorare parecchio, forza, dobbiamo sfruttare la nostra aderenza e soprattutto il nostro carburante in questa fase, siamo riusciti a recuperare ancora qualcosa su Michael Schumacher, però è molto veloce, molto distante dalla nostra posizione, avanti che recuperiamo forse qualcosa nei prossimi giri, andiamo,
andiamo tutta manetta, ancora Kers disponibile, vediamo se riusciamo a rallentare il nostro caro Grosjean. Niente, non siamo riusciti a darci la spinta necessaria, ancora continua il pilota francese, sicuramente tenterà un sorpasso all'esterno ed eccolo Grosjean, passa davanti a noi, maledizione, vediamo se possiamo fare qualcosa adesso all'entrata di questa curva. Mamma mia, grande la Williams, adesso lotta, non so se riusciremo a prendere Michael Schumacher, comunque la lotta è ancora molto elevata per quanto riguarda questi ultimi giri, teniamo sempre l'occhio sul carburante, maledizione, mi sa che adesso alla fine di questo giro ragazzi dovrò limitare l'uso del nostro carburante, abbiamo avuto la nostra possibilità, però purtroppo a causa del nostro piccolo errore del pit stop abbiamo perso circa 2 secondi e quindi abbiamo perso il nostro Michael Schumacher, però cercheremo di tenere ben salda la nostra 10ª posizione. Continuiamo, vi ricordo che abbiamo le gomme morbide, quindi sempre un vantaggio passivo nei riguardi del nostro caro pilota francese. Si continua, attenzione, vediamo di continuare, vediamo la nostra miscela normale per evitare cali di tensione in questa ultima fase. Attenzione, ancora Grosjean, 11° posto, tenterà adesso il sorpasso, a 5 secondi il nostro Michael Schumacher, l'abbiamo perso appunto per qualche piccolo errore nelle ultime curve. Andiamo, un altro taglio curva, dannazione, cerchiamo di essere più puliti, si riesce a recuperare davvero tanto nei riguardi del attenzione, forse piccolo incidente per Grosjean, esce fuori pista, mamma mia, grande gara piena di emozioni, cerchiamo di andare nella maniera migliore, avanti, voglio il nostro 9° posto, forza, avanti, ce lo ritroviamo a 5 decimi da noi, 5 secondi da noi, molto lontano il nostro Michael Schumacher, eccolo, vediamo di utilizzare ancora un po' di Kers, sicuramente non riusciranno a utilizzare la mobile posteriore, il duetto Rosberg-Kobayashi, attenzione, vediamo quello che riusciremo a fare adesso, andiamo, oh mio Dio, siamo usciti fuori pista, dannazione, proprio adesso non ci voleva, maledizione, però riesce, come dire, a recuperare anche il nostro Grosjean, rientra nuovamente in pista, 9ª posizione Michael Schumacher. Comunque un 10° posto davvero sudato per questa gara, partendo appunto dalla 16ª posizione, sono felici di aver recuperato, come dire, 6 posizioni. Andiamo tutta manetta, solo che vorrei fare qualche punto in più appunto per cercare di essere migliore nella classifica, magari ottenere il 3° posto. Vediamo di continuare, andiamo a tutta manetta, ancora Michael Schumacher 6 secondi appunto dalla nostra posizione, vediamo di continuare, i pneumatici ancora sono molto freschi, rendono davvero tantissimo, attenzione, vediamo di andare da questa parte, grande mossa, però è davvero molto lontano dalla nostra posizione, dobbiamo stare attenti a Kobayashi che tenterà sicuramente il sorpasso in questi prossimi giri, attenzione, si continua. Vediamo un po' adesso cosa riusciremo a fare nell'ultimo settore, calma, vediamo un po', ancora 12° giro, mancano 2 giri alla fine, ci ritroviamo con Kobayashi alle costole, 11ª posizione, attenzione, adesso tenterà sicuramente il sorpasso, vediamo quello che riuscirà a fare, ha recuperato ben 4 decimi di secondo, attenzione, bene, a tutta manetta con un bel po' di Kers, eccolo che si avvicina nuovamente a noi, però grande difesa della 10ª posizione, non siamo riusciti ad azzannare il nostro Michael Schumacher perché è uscito prima di noi dai box, attenzione, sono entrato troppo forte ai box, maledizione, sono dovuto rientrare addirittura, forse ho perso anche 4 secondi, maledizione, quindi vediamo di stare attenti, calma, forza, vediamo quello che riusciamo a fare adesso, andiamo, ancora Kobayashi dietro di noi, cerchiamo di distanziarlo, attenzione, vediamo come va il carburante, ancora più un giro, non voglio sovraccaricare la nostra autovettura, attenzione, dalla vettura che ci segue è inferiore a 1 secondo, fai attenzione, potrebbe usare il DRS. Eccolo, attenzione, sicuramente utilizzerà il DRS Kobayashi, il nostro giapponese, ed eccolo che tenta il sorpasso, guadagna la 10ª posizione, vediamo di essere, attenzione, anche il nostro Rosberg tenta il sorpasso e sicuramente riesce a completarlo, vediamo se possiamo essere più rapidi, in frenata, mamma mia, siamo riusciti a completare il sorpasso, Kobayashi è andato davvero molto largo e ha lasciato spazio alla Williams per riconquistare il suo 10º posto, ancora si continua con 6 decimi di secondo di svantaggio per quanto riguarda il giro precedente, ancora si continua, mamma mia, vediamo come va il nostro carburante, ancora più un giro, dobbiamo stare attenti, abbiamo impostato la nostra miscela elevata, andiamo a tutta manetta, ecco la nostra curva, triplo punto di corda, andiamo, ancora i piloti sono davanti a noi, Michael Schumacher si è distanziato di circa 8 secondi, maledizione, la nostra tattica non ha funzionato molto bene nelle ultime fasi, c'è stato un piccolo imprevisto come vi ho detto ai pit stop, altrimenti saremmo riusciti a ottenere la 9ª posizione ragazzi, ancora ovviamente più della 9ª posizione non saremmo riusciti a fare, però quei punti in più li avremmo portati a casa, attenzione, ancora 4 decimi da noi il nostro Kobayashi, vediamo quello che riusciremo a fare adesso, si ottiene grande vantaggio in questa prima curva con grande accelerazione, il nostro carburante come va, ancora bene, appena apparirà la scritta ottimale, eccolo, no, Ti consigliamo di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Sì, amico mio, ecco potete vedere ragazzi adesso più problemi con il nostro carburante, siamo riusciti addirittura a migliorare un po' grazie alla
la nostra nuova miscela elevata, però ci seguono davvero come dei mastini inferociti questi due dannati di tutti noi, Rosberg e Kobayashi. Adesso si va nuovamente sullo sporco, dobbiamo tenere il nostro KERS tutto per la fase successiva, non possiamo utilizzare il nostro carburante, già ci dicono appunto i dati che arriveremo al 12esimo, 13esimo posto. Attenzione, cerchiamo di non frenare troppo per ottenere grande accelerazione, ed ecco che si parte a tutta manetta, vediamo se possiamo, ecco l'abbiamo distaccati un po', ecco che Kobayashi ci segue a una grande velocità. Adesso spompiamo la nostra autovettura con il nostro KERS ed eccolo Kobayashi, sicuramente tenterà il sorpasso a sinistra, eccolo, è molto veloce, eccolo che arriva, è costretto, vediamo un po' chi arriverà all'interno ragazzi, è costretto a rientrare nuovamente in scia, però ci stiamo avvicinando anche a Michael Schumacher, arrivando in avanti, ancora recuperiamo tantissimo, col fiato sul collo ragazzi si recupera, vediamo un po' quello che facciamo, ancora la gara molto intensa anche in queste ultime posizioni, decimo G al 10° posto, vediamo un po' ancora carburante ottimale, non vorrei rimanere senza benzina, speriamo che il nostro ingegnere abbia ragione, abbiamo ancora un giro da fare. Lewis Hamilton 1:41 per quanto riguarda il miglior giro, attenzione, speriamo che Lewis Hamilton arrivi appunto al primo posto per evitare che Fernando Alonso vinca appunto il campionato già adesso. Attenzione, ancora si continua, c'è ancora un altro giro di sofferenza in queste ultime come dire ore, anzi in questi ultimi minuti qui ad Austin in Texas. Vediamo un po' ancora Kobayashi 11° posto, si continua a tutta manetta, abbiamo ancora l'ultima goccia di carburante dentro il nostro serbatoio, cercheremo di spomparla al massimo. Attenzione, si recupera davvero tanto per quanto riguarda il giro precedente, non si taglia questa volta la curva, tutto il KERS lo conserveremo per la zona con il nostro come dire DRS, cerchiamo di stare attenti, la miscela normale cercherà di portarci anche a fine gara, però dobbiamo stare molto attenti a non consumare il tutto adesso nel primo settore. Attenzione, le gemelle del circuito di Silverstone, abbiamo rallentato il nostro giro di circa 1/10, però può andare bene. Attenzione, c'è un trio di piloti che ci segue appunto dietro di noi, vediamo un po', andiamo a tutta forza, bene, cerchiamo di conservare tutta la nostra energia cinetica per questo tratto ragazzi, voglio conservare almeno qualche punto per questa 10ª posizione, andiamo a tutta manetta, forza, dobbiamo mantenere ancora la nostra autovettura su di giri, forza, ed ecco che si utilizza il nostro KERS per tenere lontani i nostri avversari, vediamo un po' quello che si riesce a fare, forza, tutta manetta, mamma mia Kobayashi, ecco davanti a noi, tenta un sorpasso all'esterno, niente, forza a sinistra, vediamo quello che riuscirà a fare il giapponese, eccolo, gomma contro gomma, attenzione forse all'interno, niente, è costretto nuovamente a rientrare, dobbiamo mantenere i nervi saldi, cerchiamo di mantenere la nostra concentrazione, vince Fernando Alonso questa gara, sorpassa sicuramente alle ultime curve Lewis Hamilton, riesce a ottenere il primo posto qui in America ragazzi, sicuramente una grande gara anche di Lewis Hamilton ma anche della Williams quest'oggi, c'è stato anche qualche piccolo inconveniente, come vi ho detto, qualche piccolo imprevisto per l'errore appunto ai nostri box, però sicuramente una grande gara piena di emozioni, soprattutto a grande velocità massima appunto qui in Texas. Si ottiene anche adesso un po' di vantaggio, sicuramente è successo qualcosa a Kobayashi, anche a Grosjean negli ultimi giri, ed ecco che si arriva al 10° posto conquistando qualche punto per tenere sempre la testa alta in questa penultima gara del nostro Gran Premio. Vediamo un po', si alzano sicuramente le mani al cielo per aver completato il nostro obiettivo di squadra, il nostro Pastor Maldonado 6ª posizione, ottimo, ci ha fatto guadagnare diversi punti per la nostra scuderia. Vediamo adesso come è andata la classifica finale in queste ultime ore, vediamo un po' cosa è successo. 10ª posizione, bella gara. Grazie amico mio, partendo appunto dal 16° posto abbiamo ottenuto una grande vittoria appunto, come dire, anche ipotetica. Il nostro Michael Schumacher partendo dalla 14ª posizione, anche lui un campione, è arrivato ben nono. Allora il nostro Pastor Maldonado è arrivato sesto, partendo dalla 7ª posizione, ha preso 8 punti e quindi ritroviamo la nostra Red Bull che purtroppo con Sebastian Vettel prende ben 15 punti, quindi adesso vedremo un po' cosa è successo nella classifica costruttori. Con questo risultato resti in terza posizione nella classifica piloti. Siamo riusciti, Jenson Button è riuscito, come dire, a rimanere indietro, avete visto appunto quell'incidente all'inizio della gara, l'ha costretto a rientrare all'interno delle ultime posizioni e lo ritroviamo ancora alla 4ª posizione, mentre per quanto riguarda la classifica costruttori ci troviamo a 284 punti con una gara da, con una gara da completare, sicuramente non riusciremo ad arrivare al 3° posto, comunque davvero la 4ª posizione per il campionato costruttori è fantastica, quindi ragazzi matematicamente parlando non ci ritroviamo a punti per la 3ª posizione, sicuramente non ci ritroviamo a punti per superare il nostro Lewis Hamilton, però sicuramente terminiamo la nostra stagione al 3° posto per quanto riguarda il campionato piloti e sicuramente anche il nostro 4° posto per quanto riguarda il campionato costruttori. Un'ottima stagione, adesso rimane il nostro Gran Premio in Brasile a San Paolo. Intanto sono curioso di vedere quello che è successo. Allora vediamo un po', Fernando Alonso vince il nostro mondiale con 25 punti guadagnati appena adesso, non riuscirà Lewis Hamilton neanche con una vittoria
a ottenere quindi la sua vittoria all'interno del campionato piloti. Per quanto riguarda il campionato costruttori, vince la McLaren Mercedes con ben 73 punti di distacco, quindi grande campionato. La gara a San Paolo sarà, come dire, una gara, come dire, di conclusione campionato per dare il nostro addio alla Williams. Vediamo un po' cosa succede. Michael Schumacher batte il proprio compagno di squadra. Eccolo qua, posso migliorare, dice Alonso dopo il podio ad Austin. Grande azione del nostro grande Fernando Alonso. Allora, come potete ben vedere, ci ritroviamo al termine della nostra gara. Vediamo un po' quello che è successo. All'usura dei pneumatici, ovviamente grandi possibilità per la prossima gara. Vediamo cosa succede. Intanto vi ricordo che il nostro Gran Premio sarà, come dire, come al solito al sole, grazie ovviamente al cielo. Eccolo lì. Molto bene, quindi come potete ben vedere l'ultima classifica, 315 punti Fernando Alonso, con i prossimi 25 punti Lewis Hamilton non riuscirà a raggiungere il nostro pilota come dire spagnolo. In seguito anche per il campionato costruttori ritroviamo la McLaren Mercedes al massimo delle sue possibilità, quindi nonostante i 50 punti teorici del primo e secondo posto di Fernando Alonso e Felipe Massa, non riusciranno lo stesso a guadagnare il posto principale per quanto riguarda la Vodafone McLaren Mercedes. Comunque grande gara anche per la Williams, ragazzi, quest'oggi, che ha tenuto duro partendo dalla 16ª posizione. Effettueremo l'ultimo Gran Premio nei prossimi giorni, ragazzi, in Brasile, pronti quindi per le prove libere. Come dire, ancora non ho deciso, voglio dedicare qualche minuto quindi alla scelta, come dire, a Formula 1 2013. Non ho scelto ancora cosa fare per quanto riguarda Formula 1 2013, perché ho davvero tanta voglia di iniziare il campionato con la McLaren. Davvero molto interessante questo nuovo campionato che andremo a fare, davvero abbiamo grandi possibilità di vittoria con la nuova casa, con la sorella appunto della nostra Williams. Quindi ragazzi, fatemi sapere anche all'interno di questo video, per tutti coloro che non avessero visto il Gran Premio, il video di Euro Truck Simulator 2, fatemi sapere la vostra opinione sulla continuazione della nostra avventura qui su Formula 1 2012 con la nostra casa McLaren Mercedes, oppure, come dire, su una nuova avventura su Formula 1 2013. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Adesso dobbiamo attendere che il nostro Van Helgen si riposi come dire il tempo necessario, e soprattutto dobbiamo attendere il suo grande ritorno in Brasile per il 20° Gran Premio, e quindi l'ultima gara della nostra stagione. Fatemi sapere quello che ne pensate, ragazzi, tramite un voto o un commento. Ciao a tutti!